Dove il mondo fallisce, parla la musica. Christian Andersen. Continua il nostro viaggio nella realtà musicale che ci circonda. Abbiamo conosciuto musicisti diversi, vissuto esperienze musicali diverse, percepito atmosfere diverse, ma la nostra esplorazione non è ancora terminata. Mancano 8 concorrenti all'appello prima di conoscere i semifinalisti di questo contest. La tensione sale e i concorrenti sono sempre più agguerriti, pronti a sfidarsi a colpi di accordi per aggiudicarsi i preziosi punti della giuria e il consenso del pubblico da casa. Il vostro consenso. Musicisti, scaldate gli amplificatori, tutti alla linea di partenza. The Groove Factory Contest. Artisti solisti e gruppi musicali si confrontano portando la loro musica davanti ad una giuria. 24 sfidanti, 4 per ogni puntata, si affronteranno nel corso di 6 appuntamenti per conquistare l'accesso alle 2 semifinali. Gli 8 semifinalisti dovranno in seguito contendersi il diritto di entrare in finale. Solo 4 saranno i posti a disposizione e solo uno sarà il vincitore. Conosciamo chi giudicherà i concorrenti di questa prima edizione del The Groove Factory Contest. Cindy, cantante professionista per Cindy's Project, ha partecipato al programma di Italia 1 Operazione Trionfo. Alessio, batterista di professione e direttore della The Groove Factory Music Academy. Alessandro, conoscitore della storia della musica moderna, musicista per passione e imprenditore. E se non siete d'accordo con la giuria, potete esprimere anche voi il vostro parere. È sufficiente andare sul sito www.thegroovefactorycontest.it, accedere alla pagina Vota il concorrente preferito e seguire le semplici istruzioni. Oppure mandate subito un'email con il codice del vostro concorrente preferito a band@thegroovefactorycontest.it. Siete pronti? Da questo momento fino alla fine della puntata. Vi ricordo che il vincitore del contest porterà a casa un premio del valore di 5.000 euro composto da la registrazione di un disco presso gli studi della The Groove Factory, la realizzazione del CD completo di booklet, la stampa e distribuzione del CD tramite i circuiti musicali Musical Box Store, un servizio fotografico, la realizzazione del videoclip di un brano. Siamo arrivati alla quinta puntata. Altri 4 concorrenti sono pronti a sfidarsi per ottenere l'accesso alle semifinali. Saranno all'altezza di convincere giuria e pubblico da casa? Andiamo prima a conoscerli. Just Married, Heroes Die 2, duo ottave, Cultured Apes. Anche per oggi la sfida può avere inizio. Ecco il primo concorrente di oggi. Rievochiamo alcune atmosfere del rock indipendente anni 90 con i Just Married. Ciao a tutti, noi siamo i Just Married. Vi presento subito Dario, chitarra, Daniele, basso, Andrea, Marco e Paolo. Diciamo che il gruppo si può dire sia veneziano, nonostante veniamo tutti da posti diversi. Ci possiamo inquadrare tra rock noise, che prende spunto agli anni 90 italiani, l'alternative, quella cosa lì, indie, però ci piace tanto sperimentare. Giocare. Siamo venuti qui con James Brown in macchina con la Callas, Chi col metal più estremo. e quindi va così, insomma. Il contest ci ha rappresentato il nostro neo batterista Paolo, appunto. Io ne sono venuto a conoscenza tramite amicizie, passaparola, e mi hanno spinto ad iscrivermi perché ho visto anche la promo con il mio maestro di vita Christian Meyer.
Votate. Un saluto a tutti e grazie. Ci vediamo dopo. Ciao Manu. Bellissima esperienza, veramente bellissima esperienza, a nostro agio, grazie innanzitutto. Ci siamo piaciuti. Poco, speriamo di piacere poco, ma come ben sappiamo non è tanto importante in quanto ma in quanto come, perché in quanto sarà sempre poco e sempre sarà così. Quindi ribadiamo, votateci, perché Se volete sentire il prossimo pezzo, sarà una... anche perché non c'è da nessuna parte. Just Married, ci è arrivato un pugno qua nello stomaco proprio. Io mi sono scansato. Una botta sonora terribile. Il cantante è cattivissimo. Terribile, veramente. Cattivo, veramente. Sì, mi ha fatto cattivo. Anche il genere, un genere difficile.
io invito anche quelli da casa a risentirselo più volte, Concordo. perché non è un pezzo con cui si possa prendere delle decisioni così ad un ascolto superficiale. Dietro quel sacco di rumore secondo me c'è molto lavoro e c'è anche una non originalità in senso assoluto, perché queste cose le abbiamo sentite negli anni 90 esatto. eccetera, 15 anni fa più o meno. però siccome molte volte abbiamo chiesto di osare un po' di più, questi qui effettivamente hanno osato. Adesso è ritornato il Allora, nostro no. sferzante, il nostro Allora, io sferzante dico- amico. No, dico non osate più, vi prego. E Non dirà la osate. sua Vi avevano chiesto di osare, non osate. Userà tutta la sua cattiveria. Ecco, ho già detto, non so, non riesco bene a inquadrarli, non ancora, ci devo riflettere un po'. L'unica cosa che ho capito è che il cantante ha paura. Vabbè. Fino a paura. Ti ha fatto paura, no? Mi ha inquietato un po'. Beh, almeno in Sì. quello sono Devo riusciti dire, a... mi ha lasciato un po' di angoscia questa cosa. Penso magari sia anche voluto, Non mi capita spesso, anche Probabilmente sì. perché ho ascoltato anche di. Però mi ha lasciato un po'. Non so, a te è arrivata la botta qua, mi ha Sì, lasciato sì, proprio sì. un'angoscetta qua. Hai mangiato oggi? Oggi ho pranzato, però lo stesso mi ha lasciato E questo quindi senso ci di- prenderemo un po' più tempo delle Sì. altre volte per dare un voto, perché magari ce la risentiremo ancora una volta. Lui no. Noi siamo gli Heroes Day 2, ci siamo formati nel 2007 credo, adesso non mi ricordo esattamente la data, inizialmente come una tribute band NoFX, dopodiché dopo un paio di prove ci siamo stufati di fare esclusivamente cover e abbiamo iniziato a comporre pezzi nostri, abbiamo ampliato la line-up e siamo arrivati più o meno a suonare quello che facciamo attualmente, che è un hardcore melodico, quindi fondamentalmente punk rock veloce con influenze metal, quindi soprattutto nell'uso delle chitarre armonizzate e così via, insomma. E se noi arriviamo tutti bene o male dalla provincia di Udine, comunque Udine e comuni limitrofi. Io sono Sanchez, chitarra solista. Randaz, basso e voce di supporto. Anto, seconda chitarra. Era dalla voce. Fiore, batteria e colesterolo in eccesso. Beh, ci siamo iscritti al contest grazie al video che avete girato, insomma, del contest, e ci siamo innamorati subito di Christian Maier. Beh, io vorrei che votassero tutti la mia maglietta, perché chi la conosce sa, e ci mettiamo almeno tanti voti solo per questo. Think that you act to rub this life to me, don't carpenter.
mi riguarda, partire da zero così pronti via sul palco e suonare è un'esperienza nuova e non è stato subito facile. Alla fine diciamo mi sono divertito comunque. Sì. È stato difficile, ma forse qualcosina abbiamo dato. E tanto su due, sì, ci siamo divertiti. Adesso l'importante è che ci votiate, che così possiamo continuare a divertirci. Possiamo continuare a divertire anche voi. No! Heroes Die 2. Allora. Che significa? Allora. Tu che sei poliglotta. Che muoiono anche gli eroi. Esatto. E tu questo volevi lanciare un messaggio? Volevo lanciare un messaggio? Assolutamente no, volevo vedere se sapevi un minimo di inglese. Ok. Bravi, a me sono piaciuti, sinceramente. Volevo sentirti dire qualcosa tecnicamente su... Tecnicamente, dunque, di tecnica ce n'era, nonostante il genere non sia un genere che tipicamente fa emergere tanta troppo tecnica raffinato, non è molto sì, esatto, raffinato. tipicamente insomma non fa emergere molta tecnica strumentale. Loro hanno avuto la capacità di mischiare questo hardcore un po' grezzo con magari dei generi, credo lo abbiano detto anche in intervista, come il metal con delle armonizzazioni di chitarra eccetera. Quindi di tecnica ce n'era, soprattutto i due chitarristi. Il batterista mi è piaciuto, aveva questa immagine che contrasta un po' con quello che suona, sembrava un po' il ragazzo della porta accanto, però poi ci ha dato di brutto. Interessanti i cambi di velocità. Sì, molto, molto interessante, quindi personalmente mi sono piaciuti anche la linea melodica, insomma la linea vocale era accattivante, quindi bravi per quanto mi riguarda. A me è piaciuto infatti l'uso di queste tre voci, anche tre usi diversi della voce, dallo scream, il bassista che faceva solo le armonie con la voce, al cantante principale, quindi questo mi è piaciuto molto, come mi piace molto l'armonia delle chitarre, quindi quando si armonizzano le chitarre lì con me vinci subito, perché io adoro sta cosa, e quindi questa è stata la cosa vincente, penso, per quanto mi riguarda. Mi è piaciuto un sacco proprio l'armonia delle voci e delle chitarre. Poi c'era il cantante che rideva, che sorrideva, era contentissimo mentre cantava, con l'ossetto Winnie Pooh davanti. Ma non era Winnie. Non ha voluto sbilanciarsi, non ha voluto dirci, della maglietta. Non ha voluto spiegarci. Però si vedeva, sai cosa? Si vedeva che si stavano divertendo. Sì, erano belli da vedere. A me piace un casino vederli saltare. C'era molta complicità fra di loro, quindi bravi. Siamo il Duo Ottave. Abbiamo scelto questo nome perché la nostra idea parte da un progetto, quella di creare un gruppo musicale e ad arrivare fino ad 8. Siamo partite in 2, quindi per ora siamo un Duo Ottave, però credo che in futuro diventeremo un trio, un quartetto, fino al gruppo Le Ottave. Io sono Sara. E io sono Marta. E noi siamo della provincia di Udine. Abbiamo conosciuto questo contest perché me ne ha parlato una mia amica che fa canto in questa scuola, alla Groove Factory. Dobbiamo ringraziare una persona speciale che ci ha permesso di essere qua, che ci ha aiutato molto e sostenuto moltissimo, quindi questa persona sa che ci riferiamo a lui e la ringraziamo dal profondo del cuore. Grazie, votateci! Ringraziamo tutti, a presto, votateci!
sogno si può vincere, vincere per te. È importante quanto credere, credere che alla fine tu ci riuscirai e il tuo sogno realizzerai. Questo è il mio sogno e lo dedico a te, perché mi basta che tu creda in me, per avverarlo e farne realtà. Questa è la mia felicità. Dietro gli occhi tuoi cerchi di fuggire ma non puoi, speri solo che con la forza di sorridere lei si accorgerà che può fidarsi di te e ti ascolterai quando poi ti capirà. Tu finalmente crederai in te stesso e le dirai: questo è il mio sogno e lo dedico a te, perché mi basta che tu creda in me, per avverarlo e farne realtà. Questa è la mia unica, questa è la mia più grande, questa è la mia felicità. È andata, ce l'abbiamo fatta. È stato divertente alla fine, anche se eravamo abbastanza tese, perché comunque è un'esperienza nuova. Però l'importante è divertirsi e speriamo comunque vi sia piaciuta e possiate votarci. Sì, soprattutto votateci se la canzone vi è piaciuta, ma anche se non vi è piaciuta. Saluto Michela e Davide. Ciao! Ciao! Due ottave. Allora, Alessio intanto non può commentare questa cosa qui. Perché? Perché non l'hai capita. No. Ma io non capisco, il problema è che non capisco tante questo cose. rinascimentale, ecclesiastico, unplugged, così, eccetera. Io direi che facciamo bene io e te. Io due chitarre distorte l'avrei messe. Facciamo parlare la Cindy che ci dirà. Dai, parlo io. Io cosa posso dire? Mi è piaciuto molto, vabbè, il pianoforte ha sempre il suo fascino indiscutibile. Posso parlare? Non fare quegli sguardi. Ha il suo fascino indiscutibile il pianoforte. Mi piace molto anche la dinamica che è riuscita a dare la ragazza al piano. Per quanto riguarda la voce, il duo. Ma non sto dicendo niente. Mi guardate. Per quanto riguarda la scelta di questo falsetto, funziona in questo, nel tuo tipo di cantato. Secondo me, come consiglio ti direi di usarlo bene, dargli più corpo, cioè decidere di usare il falsetto, usarlo più corposo, più deciso, più convinto, e allora magari lì si potrebbe trovare qualcosa di interessante all'interno di questo genere. Questo è quello che posso dire io, indipendentemente da... È un po' difficile da contestualizzare. Questo sembrava sì. una recita scolastica. Questo sì. Adesso io devo dire. Io ho difficoltà di inquadrare. Devo dire perché completamente esibizioni. fuori dal contesto.
Ma lo erano loro fuori dal contesto, non è il loro contesto nel del quale... contest, quindi noi non siamo all'altezza, io non sono all'altezza di poter giudicare. Non sono d'accordo. In maniera. Dacci una perla. Aspettiamo. No, non ho capito bene. È un po' difficile, appunto, secondo me sono un po' fuori contesto. Loro sono abituati ad altri generi, ad altri luoghi, ad un altro tipo di pubblico, ad un altro tipo di ascolto. Di conseguenza questa è una cosa un po' di difficile ascolto all'interno di un contest di Comunque band di là emergenti. avevano detto che il progetto prevede di arrivare in 8. Ad una band. Io gli auguro di arrivare però prima possibile, perché così in 2 non vanno da nessuna parte, al di là di un contesto non so che termine dire, ecclesiastico quasi. Che loro alla fin fine l'hanno detto, cantano in un coro, di conseguenza è anche difficile per chi canta in un coro. Il coro ti nasconde tante volte, è anche difficile mettersi in gioco da soli. La ragazza era molto emozionata, bisogna vedere tutte queste piccole cose. È indiscutibile tutto quello che hai detto comunque. Arrivate ad 8 e poi ne riparliamo. Ne riparliamo. Ciao, siamo i Caltre Apes, siamo un gruppo di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Suoniamo insieme dal giugno del 2010 e tentiamo di fare indie rock. Loro sono i componenti della nostra band, lui è Giovanni Vinci, alla chitarra, poi abbiamo Mattia Capraro al basso, Francesco Di Fiore alla batteria, Nicola Narbone alle tastiere e io canto e suono. Sono Francesco Vinci e abbiamo scoperto il The Groove Factory Contest attraverso internet. Ci siamo iscritti perché crediamo di aver raggiunto un punto in cui abbiamo le potenzialità per andare avanti in un contest e quindi ci abbiamo provato. Di Zaccaria, votateci. Abbiamo 5 motivazioni validissime per farci votare. Un cantante bello e figo a cui le ragazze sbavano dietro. Lui è l'unica persona seria del gruppo. Io sono completamente pazzo, lui è cattivissimo e lui è bravo. Quindi votateci, insomma. Ragazzi. Ciao.
nobody else. Thinking you every night and every day. Loving you like nobody else. Thinking you every night and every day. Loving you like nobody else. Thinking you every night and every day. Loving you like nobody else. Thinking you every night and every day. Loving you like nobody else. Thinking you every night and every day. Loving you like nobody else. Thinking you every night and every day. Loving you like nobody else. Thinking you every night and every day. Eccoci qua. Beh, impressioni, direi che abbiamo suonato, credo a mio parere, abbastanza bene. Forse avremmo potuto fare meglio, si può sempre fare meglio, però credo che abbiamo fatto nel complesso una buona figura. Noi ripetiamo, votateci, ci auguriamo che la nostra canzone vi sia piaciuta e speriamo di poter passare questa fase per arrivare ad una fase successiva e rivederci di nuovo. Hai scritto tutto? Io ho scritto tutto, sì, tutto no, però abbastanza. Direi che a me personalmente sono piaciuti, li ho trovati di buon gusto, e sebbene tecnicamente sono molto giovani e si vede che con i loro strumenti non è che possono essere ancora dei mostri, però le cose che hanno fatto le hanno fatte in ordine e le hanno fatte dandogli un senso a partire dallo scritto della canzone, che a me come composizione mi è piaciuta. Era una cosa fatta bene, sugli strumenti specifici magari può dire qualcosa meglio Alessio, e sul cantante farei dire qualcosa a Cindy. Ok, quindi devo partire io. Dunque, a me sono piaciuti molto, devo dire, nel senso che mi è piaciuta la canzone, alla fine io su quello sapete che... Il ritornello, ragazzi, il ritornello. No, il ritornello funzionava, mi è piaciuto. Vabbè, sulle singolarità potrei dilungarmi veramente tantissimo. Due cose veloci. Sezione ritmica avrei apprezzato qualcosa di più grintoso a livello di approccio, non di arrangiamento eccetera, perché le cose che hanno fatto mi sono piaciute, però un po' più di e il tastierista, un consiglio personale: stand up. Esatto, tastieristi suonate in piedi, vi prego, perché non vi si può vedere seduti. Come si chiama il tastierista? Non lo sappiamo, comunque lui tra l'altro aveva pure la faccia simpatica. Sì, era carinissimo. Esatto, quindi siccome sei giovane hai le energie, suoni in piedi, grazie. Comunque direi un giudizio più che positivo nel complesso. Avrei rivisto un attimo il discorso a solo di chitarra, però vabbè, magari col tempo e con la tecnica. Un po' scolastico e un po' lungo, che forse non... Bravo il cantante, a me è piaciuto. Ecco il timbro e... vai. Io mi ero quasi lasciata fregare, nel senso che lui mi fa: oh, ma sulla voce sta usando qualcosa, un effetto, qualcosa, e faccio: no, non vedi come butta bene sul naso come tipo di scelta? E poi alla fine ho visto che aveva un effetto. È riuscito a camuffarla bene questa cosa. Vabbè, non è da camuffare, nel senso che uno decide di usare appunto degli effetti per la voce come uno li usa per la chitarra o per un altro strumento. Mi è piaciuto comunque il timbro in generale, anche la pronuncia
questa pronuncia dell'inglese molto, molto slang. Mi è piaciuto l'uso della voce in generale, anche il suo modo di stare con la chitarra davanti al microfono. Sì. Conclusione, bravi e giovani, doppiamente bravi perché giovani. Suonano da poco insieme e vuol dire che hanno idee, che spesso nella musica sono più importanti della tecnica, non sempre, ci vuole tutte e due, ma... Eccoci di nuovo qui. Volevo ricordarvi che solo 8 dei 24 partecipanti a queste selezioni avranno accesso alle semifinali. Gli 8 concorrenti che avranno ottenuto i voti più alti. Andiamo a conoscere il verdetto della giuria per quest'oggi. Anche oggi siamo arrivati alla fine. Manca solo una puntata per conoscere gli 8 semifinalisti. Domenica prossima ascolteremo gli ultimi 4 concorrenti di questa prima edizione del The Groove Factory Contest. Non potete assolutamente mancare. Ciao!